Se volete conoscere tutto sul calcio dilettantistico siciliano, beh allora c'è un appuntamento importante su Video Mediterraneo ogni domenica sera alle 19 e in replica a 00:30. Questo appuntamento si chiama Penalty. Salutiamo subito in postazione il nostro Alessio Patti che ci parlerà di prima categoria. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Sono felice di essere tornato, mi mancava Penalty. Benissimo, ti mancava Penalty e siamo contenti insomma di rivederti di nuovo in perfetta forma, così come trovo in perfetta forma anche il mister della New Team Ragusa, 18 partite, 18 vittorie, mister Fabrizio Vacca, ma qui bisogna fare un plauso particolare, sarete sicuramente una squadra super attrezzata, però le motivazioni che metti tu saranno importanti perché insomma dopo 18 partite la stessa intensità è difficile trovarla partita dopo partita. Sì, senza dubbio è difficile. Proprio ieri è stata la prova, ci hanno veramente messo a dura prova. Avete vinto solo 1-0 per intenderci. Abbiamo, io durante i 90 minuti ho perso circa 10 anni della mia vita per poi riguadagnarli. Vabbè, ma negli hai ultimi tantissimi due punti di vantaggio, ci poteva anche stare volendo un pareggio, cioè, o no? Sì, oppure sì, mirate a questo record che comunque potrebbe dare lustro alla vostra società. È stato, allora, il record a questo punto non possiamo nasconderci, dobbiamo necessariamente andare avanti, ma al di là del record dobbiamo ancora raggiungere l'obiettivo e per raggiungere l'obiettivo dobbiamo andare di pari passo col record. Bravo, mi piace questa modestia. Diamo subito lettura di 4 gironi soltanto del campionato di prima categoria perché i gironi sono 8, materialmente è impossibile seguirli tutti, ne seguiremo noi qui di Penalty soltanto 4, il girone E, F, G e H, mentre gli altri 4 già dalla prossima settimana vi daremo soltanto un sunto, però sottolineiamo che tutti i risultati che abbiamo sin qui letto e anche quelli che tra poco leggeremo di prima categoria li troverete già a partire tra qualche minuto sul sito newssicilia.it dove appunto avrete modo di vedere tutti i risultati del calcio dilettantistico siciliano. Allora, a questo punto Jessica ci legge i risultati del girone E. Camaro, Desport Gaggi 2-1, Real Rometta, Giardini Naxos 2-1, Gescal Mediterranea Nizza 3-0, Messana batte Pompei 2-1, Orsa Ramet 3-0, Atletico Messina Robur 2-1, Atletico Taormina Venetico 3-0. In classifica in testa questo Camaro con 44 punti, che ne pensi Alessio? Il Camaro è ormai da un bel po' di tempo che guarda tutti dall'alto. Oggi ha ottenuto una vittoria di misura contro il Desport Gaggi che ha cercato di mettere in difficoltà la capolista senza però riuscirci appieno. 10 sono ormai i punti di distacco dalla coppia Atletico Taormina e Atletico Messina, entrambe vittoriose. Dietro è importante segnalare l'acuto del Rometta che con il 2-1 sulla quarta in classifica prende distacco dalla Mediterranea Nizza e quindi chiaramente dalle ultime 2 posizioni pericolose per la retrocessione. Io voglio attenzionare un attimo la parte centrale della classifica perché dal Giardini Naxos, eccola in schermata, dal Giardini Naxos alla coppia Pompei-Gescal ci sono ben 7 squadre in 5 punti che si contendono il quarto e quinto posto quindi per i playoff. playoff. Sì, anche se però guardando la classifica la coppia Messina e Taormina ha 7 punti di distacco sul Naxos. Se alla fine dell'anno dovessero essere 10 faranno direttamente la finale. La finalissima. Bene, adesso passiamo al girone F, un girone importante perché credo che ci sia tanta battaglia dentro, nel senso che sono molte le società che aspirano al salto di categoria. Girone F, i risultati insieme alla nostra Jessica. Adrano batte Milo 2-0, Cometa Biancavilla Calatabbiano 1-1, Ciclope Bronte Città di Acicatena 4-1, Catanese Città di Maletto 4-1, Agira Città di Mascalucia 3-0, Belpasso Real Tre Mestieri 1-0,
Aci Bonaccorsi, Russo Sebastiano 0-1. È stata una settimana importante perché il Milo perde lo scontro con Ladrano, ne approfitta comunque il Belpasso che seppur in maniera quasi di sofferenza vince soltanto 1-0 contro il fanalino di coda, ma bisogna molto attenzionare credo questo Belpasso. Allora per me questo, Ettore, è il girone più bello emozionante. Il big match è stato vinto dal Ladrano. Di solito queste partite tu mi insegni che per paura di perdere non solo tasselli importanti ma anche terreno, le squadre si spaventano e magari finisce 0-0 la partita. Qui il Ladrano ci ha messo tutta la grinta per portare a casa un risultato importantissimo, lascia il Milo a 36 punti e vola da solo al primo posto perché il Calatabbiano si ferma a Biancavilla pareggiando 1-1, l'altro big match del girone F. Hai detto bene, questo Real Tre Mestieri che comunque ha messo in difficoltà il Belpasso a discapito dei suoi 4 punti, anche se ormai Maletto, Aci Bonaccorsi e appunto Real Tre Mestieri giocano un campionato a sé, però nella parte bassa della classifica. Io prima di andare avanti volevo di nuovo far intervenire Renato Marletta perché insomma questo è un girone che nel catanese è molto seguito. Credi che Belpasso possa veramente dire la sua in questo campionato, tenendo presente che Ladrano ha nuovi entusiasmi dopo una parentesi fortunata nell'interregionale un paio di anni fa? Renato. Io ritengo che organicamente la squadra più forte è Belpasso, cioè non me ne vogliono le altre squadre che sono ben composte, ma ha un quid, un qualcosa in più perché c'ha giocatori importanti. Poi la società come sempre è solida, però in questo momento ha avuto una serie di risultati alternanti, ecco perché non è in vetta alla classifica. Fa male vedere tante squadre catanesi diciamo in questi campionati. È vero. Duole la sconfitta del Mascalucia da Gira, però proprio perché l'essenza del calcio, il bello del calcio che non c'è nulla di scontato, per cui diciamo che c'è spazio per tutti per poter raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati, anche se in questo momento il Milo sembrava fare un sobbolcone di questo campionato, invece 4-5 squadre hanno la possibilità di vincerlo. Sembra di vedere un Milo in fase molto calante, ho questa impressione, e in ascesa indubbiamente invece la squadra del presidente Minervini. Se sei d'accordo credo che comunque bisogna ancora aspettare qualche settimana forse per delineare in maniera definitiva il quadro di questo girone. Ma sai, una volta che gli organici sono stati completati, a questo punto fa tanta forza la serenità societaria, sia sotto l'aspetto diciamo, di qualche piccolo rimborso spese, perché riallacciandomi ai discorsi fatti precedentemente non è più pensabile di poter sopravvivere con il calcio. Mi parlo sia degli addetti ai lavori ma soprattutto dei calciatori, perché una volta che non ci sono più sponsor, contributi, mecenati che investono nel calcio, credo che un ritorno alle origini sia la medicina migliore per poter tutelare e salvaguardare il calcio dilettantistico. Sono d'accordo. Semmai parlerei proprio di rimborso spese, ma per il resto nulla più. Ed è un lavoro che sta facendo molto bene. Dicevi Francesco, scusa? Ladrano, ti posso confermare, Ettore. Sì, dicevi Francesco? Non ho sentito bene. Ti posso confermare sì che Ladrano del direttore sportivo Alessandro Messina sta facendo molto bene, non a caso i risultati sono lusinghieri, non tanto questo 2-0 appunto in terra di Milo, quanto proprio tutto un progetto allestito bene con anche alcuni giocatori che poi fanno la differenza. Giuseppe Bua su tutti, che spesso è protagonista proprio sia in casa che fuori casa. Comunque la classifica l'ha evidenziata prima, ne parlava prima Alessio Patti, ma sono 5 squadre che si giocheranno verosimilmente l'ingresso proprio nel prossimo campionato di promozione. Poi fa anche piacere che molte di queste sono proprio della provincia etnea. Mario Cardone infatti ha fotografato molto bene questo girone. Voglio... No, ho detto Mario Cardone, perdonami Alessio. Dico attenzione al Calatabbiano, attenzione al Calatabbiano, che l'anno scorso si è fermato alla finale playoff. È vero. Il fatto che una squadra dopo aver perso i playoff comunque si riconfermi in testa nelle parti alte del campionato è di certo un sintomo di continuità che poi porta le squadre a far sempre da
diciamo protagoniste. Perfetto, girone G adesso, anche questo è un girone intensissimo, chissà come andrà a finire perché sono molte le squadre che vogliono vincere e volare verso il campionato di promozione. Guardiamo i risultati insieme a Jessica. Lineri Mister Bianco, Aquila San Michelese 1-0, Real Paternò Carlentini 4-3, Palagonia Castel di Iudica 3-0, D'Agata Megara Augusta 1-1, Kennedy Militello Val di Catania partita rinviata, Mirabella NB Mister Bianco 2-2, Sporting Eubea batte Nuova Niscemi 4-0. Da sottolineare che nella zona alta in classifica soltanto il Megara non vince, pareggia seppur fuori casa a Catania, mentre tutte le altre squadre a partire dall'Ineri, oltre che dal Palagonia e dal Real Paternò, hanno insomma rosicchiato punti, a dimostrazione che credo che siano queste le squadre che si giocheranno la vittoria finale. Sì, Alessio. esatto, mi riferisco più che altro alle prime 4 perché lo Sporting Eubea è lontano 7 punti dal Megara e sono tanti proprio in virtù delle ultime 8 giornate. Da segnalare il pirotecnico 4-3 del Paternò, il secco 3-0 del Palagonia e il sofferto 1-0 del Lineri sull'Aquila San Michelese. Attenzione perché questo Lineri, allenato da mister Garofalo, è una squadra interessante. Ho avuto modo di vederla nel big match contro il Megara Augusta. Il Megara è una gran bella squadra, loro sono riusciti a metterla sotto in maniera abbastanza determinata e credo che possa veramente essere la squadra che fa in modo che non ci sia nulla di definitivo in questo girone. Esattamente, anche perché il Lineri l'anno scorso era stato molto in difficoltà, ha bazzicato per la gran parte del campionato nelle parti basse e quindi doveva necessariamente, anche perché è una piazza seppur piccola, abbastanza... società ben organizzata. Esatto, sono ripartiti abbastanza bene e ora stanno dimostrando che i presupposti per un sogno promozione ci sono tutti. Benissimo, adesso passiamo al girone H, il girone dei nostri ospiti che sono giunti alla 18ª vittoria consecutiva, cioè in poche parole hanno iniziato il campionato, hanno sempre vinto e sono veramente già sulla bocca di tutti perché anche a livello nazionale questa cosa insomma ha una certa risonanza. Hanno un nome, Ettore, permettimi la battuta, abbastanza pesante, la New Team, New Team che ha fatto Ragusa. sognare tanti bambini. È vero, è vero, è vero. Vediamo i risultati di questo girone H e poi li commentiamo sia qui a Modica che anche con il nostro studio di Catania. Jessica. Città di Canicattini batte Ellenica 5-3, Real Avola Floridia 3-1, Atletico Scicli Marina di Ragusa 1-2, Frigintini Modicanese 2-0, Florenzia Calcio New Pozzallo 1-0, Arcobaleno Ispica Real Biscari 1-1, New Team Ragusa Rinascita Netina 3-2. C'è poco da commentare, neanche la classifica insieme al nostro Alessio. Se mi permetti voglio già chiacchierare subito con il mister e con il direttore sportivo perché vogliamo sapere, ecco nel frattempo stiamo guardando la classifica, abissale insomma il distacco con la seconda in classifica, 41 con 54. Direttore, a questo punto i giochi sono fatti, dai, possiamo dirlo e parliamo per la prossima stagione. A questo punto è importante sottolineare quelli che sono i progetti di questa nuova squadra di Ragusa che tenterà il prossimo anno di diventare, chissà, un nuovo punto di riferimento della provincia. Ma diciamo che ancora i giochi non sono fatti. No? Diplomaticamente. Gli scongiuri vanno sempre fatti in questi casi. Sì. Però ecco, se devo dare uno sguardo al prossimo campionato, sicuramente noi abbiamo l'intenzione di puntare sugli uomini. Bene. Nel senso che questa estate, quando abbiamo deciso di fare questa squadra insieme al mister, Sì. Eravamo subito d'accordo di puntare sugli uomini anziché sui calciatori, perché in queste categorie penso che faccia la differenza. Guarda, mi trovi assolutamente d'accordo perché l'idea del professionismo nei dilettanti non deve esistere, se no che dilettanti sono? Poi ecco, di certo noi abbiamo inserito nella squadra delle
dei calciatori di categoria superiore. Certo. Però sono dei calciatori che ogni settimana danno l'esempio e sono da spunto per tutti gli altri. Bravo. Quindi questo ci fa sì che loro riescano a migliorarsi. Un plauso alla società, ma un plauso al mister, con il quale faccio di nuovo una chiacchiera breve e veloce. Prossimo anno squadra pronta oppure ulteriore miglioramento tecnico, miglioramento del tasso all'interno del gruppo? Sicuramente cerchiamo di finire questo campionato. Stiamo parlando troppo in fretta, no? Stiamo Questa è parlando... la dimostrazione che sono una società seria con i piedi per terra. Sì, sul discorso di società seria sicuramente, perché poco fa mi riallaccio ai discorsi che si facevano sui progetti, su sposare i progetti, ma sposare un progetto significa un progetto non va fatto nell'arco di 3 mesi, di 6 mesi, di un anno. Io mi trovo qui all'Eno Team da 6 anni, questo è il 6º anno. E questo è un progetto. Ed è stato veramente un progetto, perché la società ha puntato su uno staff tecnico che ha riconfermato anno per anno, e man mano sono cambiati i giocatori, fino a quando si è creato quel gruppo quest'anno veramente di ragazzi straordinari. E questo è un gruppo che vi porterà sicuramente ancora tanto successo. E quindi in questo momento io non riesco a pensare a nessuno, ad eliminare, diciamo, Giustamente. nessuno. E poi, insomma, siamo ancora a campionato in corso, quindi anche per una questione di... Assolutamente, sono Certo. dei ragazzi che meritano tantissimo, e per voi sicuramente non fa notizia il fatto che la Noi Team vinca settimanalmente. Per noi fa notizia vincere, perché è il coronamento di una settimana di lavoro. settimana di lavoro intenso. Siamo quasi in chiusura, io volevo subito scambiare, e così chiudo il collegamento con Catania, una battuta veloce con Renato Marlette ed il nostro inviato Francesco Casicci. Allora Renato, questi sì che hanno un progetto, questi della New Team, intanto perché la parola dilettantismo la sposano a 360 gradi, mentre qualche altra società, insomma, su questo potremmo aprire un libro, e quindi probabilmente insomma qualche cosa arriverà da Ragusa. Renato. Mi volevo complementare con la società e col mister, ma riusciamo a questi ragazzi ad offrirgli la pizza finale? Spero di sì. La pizza, sì. I ragazzi usufruiscono di consumazione e di pasti settimanalmente. Va bene, è già qualcosa, è già qualcosa. Nonché ci sono C'è tanto, no? Ettore, piuttosto io propongo una domanda che mi è stata fatta da tutta la Sicilia. Sì. Ma quest'anno il premio penalty riesci a farlo? Ma ci mancherebbe, come può mancare Perché questa... l'anno scorso c'è stata una... Allora, diciamolo anche per chi magari non avesse avuto modo di sapere che cosa è successo al termine della stagione di penalty dello scorso anno. Praticamente insieme all'Associazione Italiana Allenatori Sicilia abbiamo organizzato questo Penalty Awards, che altro non è che una premiazione finale per i migliori atleti che si sono contraddistinti appunto nella stagione. Abbiamo premiato la categoria eccellenza, la categoria promozione e anche un bonus dedicato alla prima categoria. Io credo che è stato un esperimento importante, e sicuramente anche voi quest'anno dell'associazione insomma premierete con un'altra adesione. Non so se sei d'accordo, la domanda la faccio a te. Sicuramente noi di penalty ci metteremo a vostra completa disposizione, perché l'idea delle nomination è stata sicuramente sposata da tutti. Renato, che dici? Siamo belleti di offrire la nostra collaborazione. Benissimo. A titolo gratuito. Ci siamo risposati di nuovo in diretta allora. No, ma soprattutto è stato veramente uno sprone, perché non abbiamo dimenticato nulla, cioè nel senso che abbiamo coinvolto tutta la Sicilia come è giusto fare, anche se diciamo decidere i protagonisti è sempre difficile, sempre molto difficile, dei numeri che ci sono. Renato, io ho soltanto 3 minuti. Ai dirigenti, ai calciatori. Questo è stato uno sprone importante per fare bene, perché alla fine insomma non siamo i depositari della verità, ma comunque è sempre importante essere nominati ed essere protagonisti. Ho gli ultimi 3 minuti, quindi velocissimamente i saluti. Ti ringrazio intanto per la tua prima partecipazione a penalty, perché so che tu quest'anno sarai, insomma, non dico fisso all'interno del nostro palinsesto, però ci verrai spesso a trovare, perché sei il vero termometro anche del calcio siciliano.
Grazie e rinnovo a tutti i complimenti, soprattutto allo staff tecnico e anche a Sergio Regalbuto col quale c'è un'amicizia Sì, datata. è vero, è vero. Voglio salutare anche Francesco Casicci, la settimana prossima di nuovo in giro per carpire partite importanti. Grazie Francesco. Grazie Ettore, sabato prossimo ci saranno sicuramente partite importanti, le seguiremo sempre con passione, quella che serve assolutamente per seguire appunto la stagione sportiva dilettantistica siciliana. Grazie Francesco, con lui appuntamento quindi a fra 7 giorni. Salutiamo nel frattempo il gruppo della New Team Ragusa, nella persona naturalmente del direttore sportivo Massimiliano Vitale. Massimiliano, mi raccomando, piedi per terra, ma questo insomma non credo che ci siano problemi perché vi vedo posati e determinati, quindi un in bocca al lupo per il proseguo della stagione e per i nuovi progetti. Grazie mille e innanzitutto voglio ringraziare appunto per questo invito e prometto che seguirò sempre questa trasmissione da ora in poi Benissimo, perché siamo contenti, contenti. Penso che sia una trasmissione alla nostra portata, nel senso che ha... Il sottotitolo di questa trasmissione è molto chiaro: tutto il calcio di cui il calcio vero, quello dei miliardari, non parla mai. Allora noi vogliamo parlare di questo calcio che non è assolutamente ricco, ma probabilmente è vero. Un saluto anche a Mister Bacca, con lui insomma avremo modo anche di riospitarlo perché insomma festeggeremo, mi auguro, una conclusione di campionato alla grande. Grazie, Okay? ricambio i saluti e grazie appunto per averci invitato qui, ed è proprio appunto in questi campionati minori che si fanno i sacrifici maggiori. Giusto. Salutiamo anche Alessio Patti, con lui insomma avremo modo di rivederci la prossima settimana per ulteriori insomma ragguagli sul campionato di prima categoria. Ettore, io ti saluto te e tutti i nostri telespettatori ai quali do l'augurio di un ottimo inizio settimana. Volevo salutare il gruppo degli Acoustic Sunlight, gli autori della sigla iniziale della nostra trasmissione. Settimana prossima li scopriremo, li conosceremo in maniera dettagliata. Hanno realizzato questa sigla iniziale musicale bellissima, inedita solo per penalty, quindi la settimana prossima scopriremo gli autori di questa canzone che è stata realizzata solo in esclusiva per il nostro programma. Volevo anche ringraziare Fulvio Becherucci, Giuseppe Signorino e Angelo Pandolfo, e voglio anche ringraziare con un saluto particolare, non dico un abbraccio perché insomma in televisione non penso proprio che sia ideale, ma un complimento straordinario per la nostra debuttante penaltina Jessica. Grazie Non eri Ettore. per niente emozionata, complimenti. Diciamo l'emozione c'era, però È non passata. nascosta E abbastanza. andrà meglio forse. anche già dalle prossime settimane. Sicuramente. Benissimo, allora noi ci fermiamo qui, ringraziamo i nostri tecnici, la nostra regia, il nostro collegamento con la sede di Catania guidata da Guido Messina, e rinnoviamo l'appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, alla prossima settimana, ovvero alle 19 in diretta su Video Mediterraneo. Arrivederci.